Un buon lavoro non è soltanto un buon stipendio, ma è anche inclusione sociale, è qualificazione, è economia in circolo. La Regione Veneto è partita da qui per attivare una rete di solidarietà e collaborazione che mette sul piatto a partire da settembre 22 milioni di euro in formazione e tirocini formativi destinati proprio agli over 50 che hanno perso il posto di lavoro. L'obiettivo è provare a dare una buona opportunità di lavoro a chi il lavoro non l'ha, ma soprattutto è un cinquantenne, padre o madre di famiglia che è stato fuori dal mercato del lavoro troppo tempo. Le risorse complessive sono 22 milioni, quindi è un progetto importante, per questo c'è bisogno di una mobilitazione immediata con la collaborazione di tante persone, per questo è importante l'idea della rete. Saranno i comuni a segnalare, coadiuvati dalla multi-utility ETRA, le persone a cui destinare questo progetto che comprende formazione e un tirocinio di 4 mesi retribuiti fino a 1.000 euro al mese. L'obiettivo è raggiungere 1 migliaio di persone in difficoltà. Fondazione Cariparo ha investito 1 milione di euro, ETRA 900.000 euro. Ora serve il contributo delle aziende. Potrebbe essere, auspica l'assessore Donazzan, un'occasione anche per le nostre imprese. Noi diciamo all'imprenditore e all'impresa: guardate, avete un lavoratore che vi formiamo e paga la Regione, che può fare un tirocinio e paga la Regione, quindi l'avete gratis, e questo lavoratore sarà più motivato perché grazie alla fondazione bancaria avrà qualche soldo per il proprio sostegno al reddito. Insomma, una buona opportunità per fare della solidarietà vera.